Allora, tornando al discorso della ereditarietà dei caratteri negli asini, adesso stiamo notando a quant'è così fiduciosa questa asinella, nonostante abbia semplicemente 48 ore di vita. Questa è una diciamo caratteristica trasmissibile come quella del mantello, che è quella diciamo della capacità di avvicinarsi all'uomo, che viene in un certo modo trasmessa dai genitori e in special modo dalla madre. Infatti, se notiamo, Musita c'ha la capezza. C'ha la capezza perché è stata addomesticata da quando aveva l'età di Meruleda, perché era rimasta orfana e gli abbiamo messo subito la capezzina e la facevamo entrare in casa mattina e sera a fare colazione e merenda. Quindi l'abituazione da parte del soggetto al contatto con l'uomo è un carattere che si costruisce col tempo, però viene anche in parte geneticamente tramandato. Non so se state notando la puledrina che quasi sembra ascoltare la voce della persona che parla, come che non abbia nessun timore e non lo vede come una novità che porterebbe diciamo qualcosa di sgradevole. Ma questo è molto interessante perché vuol dire che allora resta una memoria nei geni, una memoria del comportamento, una memoria dell'abitudine, una memoria anche del modo di essere allevati. Cioè l'asinella Meruledda ha dentro di sé la capacità di capire che per esempio tu sei una persona non pericolosa. Certamente, allora se noi prendiamo in modo diciamo così grossolano il discorso della genetica, ci potrebbe anche stare, però se andiamo a valutare, i geni sono una sorta di cassaforte che conserva nel tramandarsi delle generazioni anche le caratteristiche, oltre che morfologiche del mantello, anche le caratteristiche comportamentali, che possono essere la paura di alcuni animali e quindi il terrore e quindi la fuga, o la fiducia verso alcuni animali, compreso l'uomo, e quindi la fiducia e non la fuga, ma bensì l'avvicinamento. Questo motiva ancora di più ad avere una relazione positiva con gli animali, cioè motiva ad avere una relazione che sia, oltre che rispettosa, in qualche modo anche empatica, perché loro poi questa la incamerano crescendo e la trasmettono alla prole. Ecco, se andiamo a vedere questo, possiamo fare un paragone tra quella che è il comportamento del cavallo e il comportamento dell'asino, che dal punto di vista, diciamo, della genetica, sono molto vicini perché appartengono tutti e due al genere degli equidi. Però se andiamo a fare uno studio più approfondito, vediamo che l'asino è per migliaia e migliaia di anni più vicino all'uomo del cavallo, nel senso che è stato addomesticato molto prima. Non per niente, se noi andiamo a vedere negli animali selvatici, cioè nelle popolazioni selvatiche di cavallo e di asino, i cavalli scappano prima alla vista dell'uomo che non gli asini. Questo vuol dire che la memoria genetica, come li porta a riconoscere le erbe nocive, le erbe tossiche, le erbe velenose che non le mangiano, allo stesso modo si comportano con gli animali che incontrano, compreso l'uomo. Questo è molto interessante perché noi abbiamo nell'areale dove stanno delle piante di euforbia e delle piante di asfodelo e delle piante di, come si chiama, quella di ferula. Ho visto che loro quando vanno a brucare le scartano. Questo già nelle prime fasi dell'alimentazione autonoma, perché hanno memoria di queste erbe. Certo, loro come hanno memoria per gli altri animali che incontrano, hanno anche la memoria genetica per il cibo che per loro non è, diciamo, edibile, cioè nel senso che potrebbe portare dei disturbi alimentari, delle semplici intossicazioni o addirittura anche la morte. Questa memoria genetica del cibo fa sì che in alcuni areali loro riescono a consumare tutta l'erba che c'è perché diciamo, sono tutti vegetali edibili, mentre in altri posti queste erbe tossiche vengono selezionate da loro e non la mangiano neanche se li facciamo morire di fame. Questo vuol dire che nell'arco dei millenni
I soggetti che sono riusciti a non mangiare quell'erba si sono salvati e hanno trasmesso alle progenie successive quella capacità di discernimento del cibo. Ho una interessante considerazione su questo aspetto, perché fra le emozioni innate, vedo che Musita ha... Beh, puoi spegnerlo per favore, perché Musita ha voglia di rispondere al telefono. Ha tirato su la testa dal cibo e mosso le orecchie, mentre Meruleda, che deve essere che non ama molto i cellulari, si è nascosta dietro. Dicevo che tra le emozioni primarie innate, c'è anche il disgusto, che apparentemente per le persone che vengono comunque accudite dai genitori, che quindi non sono autonomi fino a lungo tempo, per tanti anni, potrebbe sembrare inutile. In realtà questa emozione la condividiamo con gli animali e anche con i mammiferi ovviamente, e quindi il disgusto è quell'emozione che aiuta a tenerli lontano da quello che è velenoso. Così come aiuta noi umani quando sentiamo un cattivo odore, per esempio, o un odore particolare, particolarmente sgradevole, a salvarci di alcuni disastri. Faccio un esempio: l'odore del gas oppure l'odore dell'uovo marcio. E quindi questo conferma che loro nascono con l'emozione primaria del disgusto, per cui alcune erbe non le toccano e non vengono mangiate. Allora, l'asino è particolarmente esigente dal punto di vista intanto della pulizia, nel senso che dove va a brucare l'asino non c'è sporcizia, tanto meno se poi andiamo a parlare dell'acqua per l'abbeveraggio. Gli asini sono selettivi molto più dei cavalli, molto più di altri erbivori quando vanno alla beverata, nel senso che se non è l'acqua pulita e possibilmente che non abbia bevuto un animale di specie diversa dalla loro, altrimenti rifiutano anche l'acqua. Nonostante la sete che possono avere, questo vuol dire che hanno una capacità di discernimento degli odori, oltre che dei sapori, che sicuramente gli fa conservare la propria salute.